Amici, come promesso, ci vediamo sempre verso la fine della giornata. Ieri no, perché era la finale dei mondiali e onestamente non sono uscite grandi cose sul Napoli, se non qualche è stato proposto Solet. Oggi è uscito che è stato proposto Singo, ma il Napoli preferisce Gatti. Purtroppo la notizia è che Buongiorno si deve operare. Andiamo a indagare su quali potrebbero essere i tempi di recupero e tutte le altre cose che sono uscite, tra altre squadre che si muovono sul mercato. Il Como si vuole prendere Kean, per esempio, il Napoli forse riesce a vendere Lindstrom e altre cose. Cominciamo. Perché ce ne sono di cose da dire, forse non abbastanza pregnanti da farci un video in assoluto, però quando poi esce la notizia, che è la notizia del menisco di Buongiorno, è chiaro che il video ha senso di esistere e possiamo approfondire. C'è anche però un like, ve lo faccio lasciare, non per Buongiorno perché è difficile lasciare un like per Buongiorno, ma per la possibile formazione titolare che possiamo già vedere contro l'Arezzo, e potete lasciare il like per questo e iscrivervi al canale già, perché contro l'Arezzo magari andiamo live. Cerco di organizzarmi, non lo so, dovete stare tuned con tutte le cose. Allora, partiamo dal campo. Vorrei partire dal campo, poi andiamo a Buongiorno. Questa potrebbe essere, sto io davanti, però se la sposto un attimo, ringraziando sempre Calcio Napoli 24 che sono sul loco e ci sono delle perle anche di grandissimi tifosi che io abbraccio virtualmente, che stanno avendo diversi problemi con le prenotazioni online delle visite, delle firme, degli autografi, molte problematiche che ho postato sugli altri mini social. Allora, al di là dei portieri, perché si stava facendo una esercitazione con le porticine, quindi senza il portiere, da quello che ho capito, questo potrebbe essere un 11, un 10 titolare con il 4-3-3 che Allegri sta provando. Quindi spuntano quelli che potevano essere poi i dubbi. C'è Spinazzola inizialmente e non Gutierrez come terzino sinistro, Rachmani e Rafa Marin, bisogna capire chi andrà a sinistra perché sono entrambi due destri naturali. Rafa Marin dovrà in questo momento, è a tutti gli effetti in questo momento, con Buongiorno ai box e Beukem ai box, Marianucci che è reintegrato ma che meno esperienza ovviamente di Rafa Marin, sarà lui probabilmente a partire titolare. Di Lorenzo ovviamente terzino, centrocampo con Anghissà, Lobotka e Vergara. Il Vergara mezzala d'attacco, intriga, anche perché è lì che nasce. Poi noi l'abbiamo visto sotto punta e gli abbiamo visto fare un gioco d'attacco, ma io ricordo tanti ritiri fa quando vedevamo Vergara giostrare e giostrava a centrocampo, quindi molto molto interessante in quella zona. Ovviamente quella è una zona McTominay, ovviamente ci capiamo, però anche su McTominay dobbiamo capire che cosa succederà tra il rinnovo. Qualcuno mi ha chiesto ma quali sono le voci, sono vere che lui chiede tanto di rinnovo che se ne vuole andare. Dobbiamo solo aspettare che si faccia queste vacanze. Io non credo che in questo momento lui stia contrattando, onestamente, vedremo e capiremo. Højlund che sembra già in grande spolvero con Alisson, Santos sulla sinistra e Politano. Vabbè, ma potevamo mai pensare che improvvisamente, anche perché Giovane non lo so quanto sta dando. Poi Giovane è quel giocatore di mezzo che non è proprio un esterno destro, perché ricordiamoci che con il 4-3-3 devi dare una mano al centrocampo, altrimenti Di Lorenzo viene preso di imbucata. Quindi Politano e non Giovane, poi potranno andarci altri in quella zona. E dall'altra parte i panchinari, tra virgolette, Lucca che pare che non stia facendo un grandissimo ritiro, Rao invece sì, che però potrebbe accasarsi in una squadra tipo Palermo, e su Lindstrom si sta parlando insistentemente dello Schalke e addirittura a titolo definitivo questa potrebbe essere, anche se si sta giostrando bene Lindstrom, però è uno di quei giocatori che se riesci a piazzarlo recuperi tutta quella plusvalenza che devi fare, senza, almeno non fai minusvalenza, che è un giocatore su cui avevi investito tanto e che non ha avuto una grande riuscita. Quando un angolino piccolino si va a striscia per un po' che è bianco e non avrei neanche la cataratta, la fa mucca. No, non lo diciamo, non la lo fa diciamo. mucca e basta. Folonuscio, Asa, Obare di Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez stanno qui e poi si stanno alternando nelle esercitazioni anche i vari Pereira, insomma i giocatori più giovani. In questo momento è superfluo anche parlarne perché
dobbiamo vedere quelli là che devono giocare poi seriamente la Serie A. Vi porto a volo nel gruppo Telegram, quello che è dedicato agli abbonati, dove noi, anche se non ci sono notizie che mi portano a fare un video, parliamo del Napoli e di tutti gli altri argomenti, anche extra calcio. Tra l'altro 24 ore su 24, dove io avevo condiviso questo mito assoluto che una cosa bellissima che è uscita su Calcio Napoli 24. Lasciamo stare perché è un lo abbraccio. Buongiorno, si è sottoposto a consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. Comunicato Napoli. C'è da segnalare che il Napoli sta comunicando prontamente tutte le disgrazie, cosa che in passato non sempre è avvenuta, era un pochino più vaghi, forse si vuole essere un pochino più precisi, un pochino più pronti nel comunicare le cose. Amici che dicono vabbè è morto da buongiorno a buon Natale, non lo so se si può ipotizzare 3-4 mesi quando ti operi a un ginocchio, di solito sono quelli i tempi di recupero. Qualcuno dice anche 6 mesi, però c'è anche un altro amico che dice io col menisco un mese sono tornato a giocare. Ovviamente è tornato a giocare però nell'amatoriale, l'amico quindi non è un calciatore del Napoli. E io ho trovato, questa è una ricostruzione AI che stanno un pochino migliorando nel recuperare le informazioni dai vari siti. Insomma, fisioterapia, un percorso riabilitativo mirato per recuperare progressivamente il tono muscolare e la mobilità articolare può richiedere diversi mesi prima del ritorno alle attività sportive o quotidiane intense. Io penso che 2 o 3 mesi servono, se tutto va bene 2 o 3 mesi servono, e credo che se non veniamo a sapere le condizioni di Beukem, un difensore va fatto assolutamente, perché non si può pensare di partire titolari con una squadra più scarsa di quella dell'anno scorso, perché tenevi una difesa di un certo livello, anche considerato che non hai più Juan Jesus che ti tappa i buchi, e lasci Rachmani veramente da solo a gestire Rafa Marina, a gestire Marianucci. Bisogna farlo assolutamente. E questa è la notizia dove il buon Nicola mi ha attaccato, perché si sa che quando si parla di Singo io mi triggero automaticamente. È stato offerto Singo al club azzurro in prestito, ma la priorità in questo momento è Costantino Favasuli del Catanzaro. Va benissimo, cioè prendiamolo il giovane che è una scommessa che ti può riuscire bene. Favasuli va benissimo, sostituisci Mazzocchi con Favasuli, ma tu Singo lo devi prendere a prescindere se c'è questa possibilità, anche perché così come Olivera da terzino si è sviluppato braccetto e fa anche il centrale, lo stesso Singo ha fatto il braccetto, ha fatto il difensore centrale, quindi risolveresti tantissime cose. Risolvi un problema, appari un buco che in questo momento è stato sviluppato per colpa dell'infortunio, e quando gli infortuni di Buongiorno, di Bergamo li risolvi, Singo te lo puoi mettere a cambiarsi con Di Lorenzo perché è più giovane. Di Lorenzo comunque ha una certa età. Non possiamo essere troppo positivi che tutto va bene e non succede niente a nessuno, perché non è così, lo stiamo vedendo. Poi in prestito non ci crederò mai che ce lo stanno offrendo in prestito, che senso ha? Tant'è vero che c'è gente che insomma non ci crede tantissimo e non riesco a biasimarli. Il like potete lasciarlo adesso se non l'avete fatto prima. Ci sono state anche un po' di dichiarazioni di Conte che era ospite a DAZN non voglio farci un contenuto di proposito nel senso specifico e dedicato, perché non voglio essere quello là nostalgico, mi manca Conte, non è nemmeno rispettoso nei confronti della nuova stagione che si sta sviluppando. Noi dobbiamo stare lì e giudicare Allegri per il suo lavoro e per quello che ci farà vedere. Sembra quasi che sai poco. Allora, però è bello, e fatemelo sottolineare, che per una volta ci siamo lasciati bene con un allenatore che ha parole dolci nei nostri confronti, che è contento dell'esperienza che ha fatto e ci dà anche qualche spunto, qualche retroscena. Pare che volesse Greenwood, che è l'altra questione molto complicata a livello etico, che ci porta poi, Greenwood si lega immediatamente alla Roma che lo ha cercato e che adesso pare siano disposti a investire su Somerville, non so come lo vogliamo chiamare in olandese.
molte si stanno cominciando a muovere, poche cose si stanno facendo a livello ufficiale. Quella che si è mossa di più ad oggi, smentitemi, ma insomma dopo il Milan è la Fiorentina. Poi il Como sta piazzando dei colpi, anche come al solito giovani, loro sanno come lavorano. Un po' più al palo in questo momento l'Inter, la stessa Juventus e il Napoli. Atalanta si è cominciata a muovere, poi hanno abbondanza in attacco, devono solo sviluppare, sistemare probabilmente dei ruoli che l'Atalanta non ha se Sarri vuole continuare con il 4-3, però si stanno muovendo tante squadre e ci sarà folla al castello di quelle che vogliono poi entrare nell'Europa che conta. E in conclusione, insomma, ho parlato sul calcio fluido del mondiale ed era a botta calda, era quasi un video di reazione alla partita, e poi dopo ho visto quello che si sono fidati di combinare Paredes e compagni, Molina che tira un pugno, Paredes che si prende ammazzate con tutta l'Argentina al fischio finale, quando non con l'Argentina, con la Spagna ovviamente, quando gli spagnoli stanno cercando di festeggiare, Messi in lacrime, il resto dell'Argentina, della compagine argentina che ha continuato con violenza e provocazione. Veramente una brutta pagina che con lo sport non dovrebbe entrarci niente e che purtroppo resta negli annali perché lo ha visto tutto il mondo, e si dovrebbero vergognare, molti dovrebbero essere presi e squalificati per un lungo periodo. Ma vi rimando al video di ieri. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Tra poi il Napoli si ritrova in piazza con qualche domanda eccetera eccetera, se c'è modo ne parliamo sui mini social, altrimenti ci vediamo domani. Non vi preoccupate, io non mollo. Ma che mollo? Voi mollate, io non mollo. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.